Autonomia, si riapre la partita. Sul tavolo la conclusione di una strada iniziata col referendum del 22 ottobre del 2017, quando Vicenza fece registrare numeri record. Prima provincia per affluenza col 62,7% di vicentini che andò alle urne e il 98,3% che votò per il sì, altro primato. Oggi, dopo 5 anni, la riforma torna grande protagonista anche nell'agenda del nuovo governo. Insomma, potremmo essere all'ultimo miglio. Siamo convinti finalmente che questo governo possa dare una svolta al tema dell'autonomia richiesta dai Veneti con un referendum nel 2017. Credo che il ministro Calderoli sia anche la persona con le competenze e le esperienze per affrontare il tema dell'autonomia, portandola in Parlamento con una riforma complessiva per le regioni che vorranno, come lui stesso ha dichiarato, arrivare all'autonomia regionale. Dobbiamo capire adesso quali sono i temi e le materie sulle quali appunto venga riconosciuta questa autonomia. Sul tavolo le 23 materie su cui si gioca la partita dell'autonomia, non solo sanità, ambiente, lavoro, istruzione e rapporti con l'Europa, ma anche fisco e tributi. Ad oggi quel che resta del vento referendario del 2017 è la bozza realizzata dall'allora ministro per le autonomie, la vicentina Erika Stefani. È importante arrivare a un'autonomia più estesa possibile che possa poi trovare, diciamo, anche riscontro nelle attività delle amministrazioni locali come le nostre in maniera positiva.